astronauta, stiamo per partire per un bellissimo viaggio, lo faremo attraverso gli occhi, e dico occhi perché poi capirete il perché di questa mia affermazione, insieme ad un grande attore e regista, Jonathan Valenti. Eccoci qua. Ciao, allora, benvenuto. Grazie per questo invito. Grazie a te. Sei stupenda, complimenti. Grazie a te. Io dico attraverso i tuoi occhi perché insomma sia l'attore, guarda, prende, interpreta, e poi il regista ovviamente attraverso la telecamera carpisce dei particolari che noi comuni mortali non riusciamo forse a fare, ed è quello che fai tu egregiamente. Dove ci porti intanto? In che luogo a te molto caro della tua regione così meravigliosa? Allora, io ti porto, se tu mi permetti, nella mia meravigliosa terra, la Sicilia, esattamente a Modica. Bello. Una città che ho, diciamo, scoperto con mia moglie e i miei figli, andando, diciamo, in vacanza. Allora, io, siccome da regista, come tu dicevi, il regista osserva un po' tutto, no? Quindi cerchiamo le location migliori, però le location migliori si trovano con la famiglia, girando, ti vengono tante idee. E noi siamo andati in questa meravigliosa terra, Modica, famosa peraltro per il cioccolato. Però la cosa bella, sai qual è? Che tutti sottovalutano una cosa: Modica è anche ricca per il carubo, che è una cosa meravigliosa. Tu pensa un po' che da piccolo un albero di carubo per me era un sogno, perché i miei nonni vivevano in campagna, io andavo in questa campagna e mi ricordo ancora di quest'albero. Arrivato a Modica, prendo freno ad un tratto, mia moglie mi dice: ma che stai a fare? C'è impazzito oggi. Ho visto, penso un po', pieno di alberi di caruba, quindi mi torna in mente l'infanzia. Mi fermo, raccolgo la caruba e comincio ad assaggiarla. Quindi una cosa, mi torna in mente la mia giovinezza, una cosa stupenda. Hai detto una cosa che spesso si dà per scontato, ma non lo è, o magari non ci si fa caso, che con i figli si scoprono tante cose, perché penso che il regista, forse sbaglio, ma dimmi tu, all'occhio di un bambino, cioè il bambino percepisce delle emozioni, delle sensazioni che forse da adulto, per tante vicissitudini, perdi quella sensibilità, no? Quindi io il regista lo vedo un po' come un bambino curioso di voler carpire delle cose che poi tanti altri non vedono. Hai detto bene perché come si dice dalla nostra parte, gli occhi dei bambini sono l'innocenza, quindi dicono sempre la verità. Le sensazioni, le emozioni tu li puoi guardare attraverso gli occhi di un bambino. Infatti, vedendo i bambini curiosi di quell'albero, torniamo là, i bambini: mamma, ma che è sto cosa? Perché non si vede tutti i giorni, no? È vero. Peraltro, appena scendo dalla macchina vedo tutte queste robe per terra, dico: peccato, sono andate a male. Invece poi, raggiungendo un agriturismo, mi hanno detto: signor Valenti, non sono andate a male, si fanno cadere per terra e poi si raccolgono. Vedi? Quindi è stato un viaggio meraviglioso. Poi abbiamo fatto un giro con il trenino per guardare la meravigliosa Modica, che invito tutti veramente a guardare, anche te quando verrai, sei ospite mia. È una terra meravigliosa, quindi tutta da scoprire. La cosa che mi fa, poi parleremo anche del tuo lavoro, no? Di come nasce questa passione. Tante regioni, ho detto, ma soprattutto alcune dell'Italia, soprattutto il sud, Sì. è molto legato alla propria terra, Sì. cioè alle proprie tradizioni. Non che al nord non lo sia, però ogni ospite che ho avuto, che magari, non so, dalla Campania, ma soprattutto la Sicilia, è come se fosse, cioè è un'isola, ma sembra quasi un luogo a sé, sembra sempre immortale grazie alla sua storia, però è innovativa lo stesso, escono comunque persone, non lo so, è un potpourri Allora, di perché ha detto una di cosa cose. giusta che ci appartiene, a parte che il siciliano è caloroso, significa molto accogliente. Le tradizioni sono quelle che tu dici, le tradizioni siciliane non riusciamo a perderle, anche se emigriamo, andiamo fuori, appena il siciliano vuole tornare sempre nella propria terra, la Sicilia, perché si lega alle cose passate, alla tradizione passate, che tu non riesci a perdere. Anche se tu in televisione guardi quella cosa, ti ricordi, ti rivengono in mente la vita vissuta in Sicilia. La Sicilia è non perché sono siciliano, ma è una terra da vivere veramente.
Quando eri piccolo, no? Ti è capitato di fare un viaggio? Io dico viaggi non sono necessariamente all'estero o Certo. lontani, anche un'ora da casa, fuori dal proprio habitat, per me è un viaggio, quindi un'esperienza con i tuoi genitori, se c'è stato, comunque avete vissuto, e come invece lo vivi da padre adesso? Quindi sempre viaggi in famiglia, ma sono due sensazioni diverse. Prima forse ti istruiscono e poi dici tu qualcosa. Il viaggio da piccolo, anche se viaggiavi in un piccolo paesino, ti sembrava Roma, una grande È città. vero. Quando poi cresci, il paesino ti sta stretto, comincia a diventare, già l'hai scoperto, ecco. Quindi credo che sia una cosa tutt'altra cosa, una cosa diversa. Però ecco, vedo anche le foto, sto cominciando a vedere dei miei figli, si sono divertiti tantissimo in questa città e io credo che la Sicilia ha tanti posti da scoprire, tanti posti belli e tanti posti che hanno tante tradizioni. In una parte c'è il cioccolato, da una parte c'è il carciofo, da una parte dove vai, la Sicilia ti riserva tante sorprese. E tu nel tuo lavoro cerchi sempre di esaltare la tua terra, no? Sì. Nei suoi lati positivi, nei suoi lati negativi, dare messaggi comunque importanti. Come nasce? Nasce prima attore, poi regista, come si combaciano le due cose? Raccontaci un po' questo mondo che tante volte affascina, no? Perché il regista pensi che sia un essere sovrumano e chissà cosa ci racconterà. Allora, mi hai fatto una domanda di $1 milione, si suol dire. Rispondimi con €1. Con €1 ti rispondo, semplicemente. Nasco da showman. Io facevo da bambino l'animatore per i bambini. Quindi Che età? Così era contento tuo padre? 16, 17 anni, 18 ok. anni, fino a 20 anni facevo ancora l'animatore per i bambini. Da piccolo no, in casa? Già verso Pure, i 3-4 anni? Perché pure, di solito sono il brava. tormento Pure positivo già della gli famiglia. scherzi li facevo da piccolo. Quindi facendo questo lavoro ti piace scoprire nuove cose, nuove sensazioni. Quindi il cinema è una cosa che è venuto dopo, perché io ho fatto televisione per anni. Dopo la televisione ho cercato di capire diciamo come funzionasse veramente un film, come funzionava, cioè la testa mi andava lì. Mi sono fatti dei corsi di aggiornamento e sono diventato regista in poco tempo. Sai perché? Perché l'ho presa per passione. Mi piaceva così tanto. Avevi una grande motivazione. Sì, sì. E qualcun altro invece ha scoperto che io sono un attore, e parlo di attori importanti, di persone che hanno esternato nei miei confronti. Parlo di Vincent Riotto, un grande attore, ha esternato pubblicamente, televisivamente, veramente il valore su di me come attore e quant'altro, e io ho solamente messo in campo quello che lui mi esternava. Quanta difficoltà c'è nel fare il proprio mestiere? So che tocco un tasto dolente, ma senza entrare in polemica di tutte le cose che ci sono, Cioè, quanta difficoltà c'è e cosa manca per poter fare il salto di qualità, soprattutto per una regia d'autore o quando parli di una terra in particolare? Perché tante volte si fanno dei film, si va all'estero, grandi produzioni, però penso che anche le piccole, medio produzioni possano dare il loro perché e possano dimostrare che comunque c'è dell'arte, c'è della volontà di poter far emergere il meglio da un luogo. C'è tanto, perché prima si parte dai fondi, quindi i soldi, quindi parti da lì, poi parti da una sceneggiatura, dopo la sceneggiatura devi mettere assieme tutti gli attori, devi mettere assieme le location che sono importanti, come tu dicevi poc'anzi, quindi la scena migliore quale potrebbe essere questa, la Sicilia, se tu mi permetti questo passaggio. Ti permetto tutto, è casa tua. Grazie. La Sicilia, tra virgolette, è sfruttata per queste cose, e io parlo principalmente per i film di mafia e soprattutto per il territorio vasto delle location meravigliose che ha. Quindi tutti puntano, io parlo di tutte le produzioni, puntano soprattutto sulla Sicilia, perché dà il mare, le montagne, c'è di tutto. Quindi quando tu vai a preparare un film, devi stare chiuso in una stanza da solo, perché non riesci a lavorare, anche se ci sono i colleghi, perché ti devono venire in mente le idee, devi scrivere quell'idea. A volte ti viene anche l'insonnia, perché non puoi dormire, perché la notte ti alzi, metti giù un'idea e ti alzi, e poi tua moglie ti dice o sei pazzo o c'è qualche problema, cioè che ti sei alzato a fare alle 3,
vai a spiegare a tua moglie che mi è venuta un'idea, non la potevi scrivere domani? No, perché quell'idea che ti viene la devi andare a scrivere subito. Ecco, è un lavoro abbastanza interessante, bello, pesante, perché poi c'è il post produzione, poi c'è il dopo. E dopo ce lo racconti, ma noi non vogliamo rimanere da soli in una stanza, ma ovviamente vogliamo avere voi dopo la pubblicità. E come glielo spiegate a chi sta vicino a voi che dopo la pubblicità saremo sempre qua con l'Argonauta? Non lo so, ma comunque tra pochissimo saremo sempre qua con voi, con Jonathan Valenti e con l'Argonauta tra poco. Non so come avrete spiegato a casa che siete ancora qua con noi, ma io sono molto felice che state dedicando il vostro tempo a me e a Jonathan Valenti, questo regista bravissimo che ci racconta la Sicilia, ma non solo. E in questo viaggio, insieme alla famiglia, che credo siano i viaggi più belli, famiglia non intendo solo figli, moglie, ma anche genitori, nonni, tutti ciò che sono gli affetti, che sono le nostre tradizioni, la nostra cultura. E ci siamo fermati a Modica, dove, oltre ad essere una bellissima città, si produce qualcosa che io adoro, non si direbbe, ma anzi si dice, ovvero il cioccolato. Cioè, ma raccontaci che particolarità ha questo cioccolato meraviglioso, oltre ad essere siciliano, che abbiamo capito che tutto ciò che c'è in Sicilia per Jonathan è bello. È bello. Allora, il cioccolato mi ricorda che eravamo sul trenino, o meglio, prima di salire sopra il trenino, una signora ci dice: potete andare a fare la degustazione del cioccolato. Quindi entriamo io, mia moglie e i miei figli. Contenti figli della cioccolata, di solito difficile, non piacciono. Lasciamolo dire, anche io contento, che per il cioccolato vado pazzo. Andiamo là e troviamo cioccolati di tutti i generi, di tutte le maniere. Piccoli cioccolatini, ma erano, li mettevi in bocca, si scioglievano e da lì non te ne volevi andare più. Ma il cioccolato è... Però poi pensiamo, siamo un po' graddetti, se cominciamo a mangiare questi il diabete aumenta. Non ci pensiamo, pensiamo solo al gusto del momento, no? Come regista, torniamo a questa... quali temi ti piace o ti è piaciuto, per chi ancora non ti conosce, affrontare? Perché tu prima mi hai detto, ok, la Sicilia viene vista per questi luoghi meravigliosi, si parla sempre, se si gira, di mafia, ma io penso che la Sicilia non sia solo questo, cioè c'è tanto altro di tradizioni, ci sono persone meravigliose che ho conosciuto all'università, leggermente permalosi ogni tanto, perché c'è questo patto di onore, nel senso, io ti do tutta la mia vita, se tu però tu mi sgarri, leggermente torno indietro. Non so se è vero, però un pochino questa cosa, ma anche una questione di correttezza, ovviamente, perché farmi uno sgarro nel momento in cui io ti do tutto. Certo. Quindi quali temi ti piace far emergere o ti piacerebbe ancora di più far uscire con il tuo occhio critico, ma anche molto potente, perché dietro una telecamera c'è molta forza? Allora, io credo che la Sicilia sforna tanti talenti. Se noi parliamo di tanti attori che ci sono lì nella terra, nella madre terra Sicilia, che la chiamo così, e vai a fare dei nomi, parlo Domenico Centamore, Orio Scaduto, attori che hanno fatto la storia del cinema. Nino Frassica è siciliano, Maria Grazia Cucinotti è siciliana, quindi la terra, la Sicilia sforna tanti veramente talenti. Quello che io critico della Sicilia è la mancanza di lavoro, la mancanza di sviluppo, ed è sbagliato. Sai perché? Perché abbiamo parlato di cioccolato, però possiamo parlare di carciofo, possiamo parlare di arance, di limoni, abbiamo tanta ricchezza, non capisco il perché in Italia, ma soprattutto in Sicilia, fanno entrare prodotti dall'estero, avendo il prodotto principale l'abbiamo in Sicilia. Ecco, questo non riesco ancora a capirlo. E se tu mi dici qual è, dove voglio criticare politici e chiunque, toccando questo tasto. Noi abbiamo la ricchezza primaria e la forniamo noi nella nostra terra, ce la produciamo noi. Come mai? Non capisco il perché la nostra roba va fuori e noi prendiamo la roba di fuori. Ecco, e questo è un quesito che noi abbiamo lanciato, speriamo che qualcuno lo colga. Detto ciò, però, io faccio dei voli pindarici, cioè sembro proprio tac tac tac. Allora, tra attore e regista, cosa sceglieresti di più? Io dico attore. Attore? E ti dico il perché.
attore sono più naturale in me stesso. Tu mi metti come oggi, no? Noi stiamo chiacchierando, niente di programmato. Mi metti a me davanti un quesito, io riesco a farlo perché è la mia naturalezza. Il regista ci devi lavorare, devi inventare, c'è un lavoro dietro enorme. Quindi la naturalezza di un attore invece non ce l'hanno tutti. Ecco, la spontaneità, essere spontaneo, essere... Ecco, se tu sei un attore devi essere spontaneo, se no non lo sei. Perché se devi studiare delle scene, io da regista, se mi permetti, voglio dire una cosa, do delle sceneggiature da studiare agli attori. Non significa che gli attori mi devono fare a me quello che c'è scritto là. Il succo deve essere quello, ma me lo possono interpretare a modo loro. Secondo me essere un attore significa anche quello, perché saper leggere una sceneggiatura e interpretarla non è da tutti. Leggere e imparare a memoria lo possono fare chiunque. Un vero attore invece deve saper improvvisare. Questo è quello che dico a tutti. Il tuo bagaglio culturale, perché la tua cadenza si sente, cioè si sente che ti ha agevolato tante volte avere qualcosa di così forte, delle tradizioni così attaccate sulla propria pelle, sulla propria cadenza, sul proprio modo di porsi, a volte può invece penalizzare nell'interpretare alcuni ruoli. Allora, io diciamo che ho interpretato solamente ruoli di mafia. Sul comico non ho ancora fatto niente. Chi lo sa, magari. Già ci lavora. Vedi. Strada facendo. Però la cadenza siciliana non può mai passare. Se sei siciliano, sei siciliano. Quindi volendo io posso far togliere la cadenza, ma siccome mi sento a mio agio, perché farlo? Sì, perché farlo? Una signora mi ha detto una volta, tornando alla tua discussione, mi ha detto: perché fai sentire il siciliano se riesci a non farlo sentire, se sei così bravo? Perché per me, io sono nato in Sicilia e ne sono fiero. Mi devi dire il perché devo togliermi questo vizio di parlare siciliano, perché la cadenza, come dici tu, è siciliana ed è giusto che sia così. Con quale attore ti piacerebbe lavorare e con quale regista, da quale regista essere guidato in un eventuale film? Cioè ci sono dei sogni, no? Che ognuno di noi ha come un viaggio, però in questo caso il lavoro poi ti chiederò anche del viaggio, perché sono sempre un po' così. Se c'è un attore e un regista, cioè con chi vorresti lavorare, da chi essere diretto? Se si può dire, non lo so. Sì. Allora, come attore, diciamo, mi sono passato qualche piacere, perché ho, diciamo, lavorato con Domenico Centamore, con Oreo Scaduto, con Antonio Zechila, quindi, diciamo, ho recitato con Alvaro Vitali, ho recitato un po' con tutti, no? Come regista mi piacerebbe lavorare con Matteo Garrone. Lo vedo una persona abbastanza in gamba. Io parlo italiano, non mi interessano quelli all'estero, ce ne sono tanti. Però italiani intendevo. Italiani, Matteo sta facendo ottime cose e secondo me questa è una cosa importante. Dire bravo a una persona non è da tutti, perché di solito i registi o chiunque fa questo lavoro, questo è bravo, non fanno nomi, io faccio nomi, perché non ti dico mi ispiro a lui, non lo dico, però io ammiro molto quella persona, perché so il lavoro che fa e ammetto la qualità del lavoro che fa, che non è una cosa da tutti. E invece che film ti piacerebbe fare? Oltre a quelli che già stai facendo, che hai fatto, c'è un tema che ti piacerebbe affrontare tantissimo? Mi piaceva fare un film sul Natale e l'ho realizzato, lo sto realizzando, che è Natale in Sicilia. Un sogno che avrei è un film sacro, ma vedo che non è una cosa facile, perché bisogna muoversi, avere tanti tipi di permessi, cominciando dal Vaticano. Però niente è impossibile, no? No, niente è impossibile, però mi piacerebbe. E invece un viaggio che ti piacerebbe fare, anche sempre con la tua famiglia, no? Oppure che da piccola hai sempre immaginato, non so, io non sono mai stata in Messico, ho sempre avuto questo pallino per il Messico, ho viaggiato in tante parti del mondo e non ci sono mai stata, e quindi dico sempre ci andrò e non ci sono ancora andata. C'è in te invece un luogo, sia in Italia o anche all'estero, non è necessariamente... Io dico all'estero invece. Dico all'estero, mi piacerebbe andare in Inghilterra, proprio in questo settore cinematografico, perché sono stato invitato da un grande
che mi vorrebbe lì a lavorare con lui. Però torniamo sempre là. Mi piacerebbe viaggiare. Lavorare no, perché mi trovo bene qua e voglio continuare qua. Perché sei molto legato, come Sì. vedo, no? Vorresti che i tuoi figli facessero il tuo stesso mestiere? Cioè, da papà glielo consiglieresti un domani? Che bella domanda. Che domanda da 5 milioni di euro! Facciamo 5 euro? Allora, da premettere che i miei figli già hanno tutti e due 8 anni, se mi permetti li posso di saluto. Come no? Certo. Daniel e Alfonso, che sono i 2 gemellini, 8 anni, e già stanno facendo tutti e due gli attori, quindi in un film chiamato Barrano il bambino e la mala, e loro sono i protagonisti in questo film, che sarebbe l'inizio della serie dove io ho spopolato di Saluzzo il potere. E vedo che loro si divertono. E sai qual è il problema? Papi, quanto continuiamo? Cioè, loro l'hanno presa a gioco. Vabbè, si inizia col gioco, no? E poi Brava. bisogna sempre divertirsi in qualunque Brava. lavoro. Brava, se io vedo che loro continuano a divertirsi, cerco di dargli più strada possibile, però quello possiamo capirlo quando sono un po' più grandetti, perché secondo me la strada migliore per ora è studiare. È giusto. Piano piano poi si vedrà cosa fare. Il talento poi esce, o comunque Brava. se ce l'abbiamo poi si dimostra. Bravissima. A proposito di talenti e di valore, che non è solo la moneta, il talento, ma è quello che noi abbiamo dentro, che è la cosa più importante. Grazie mille Jonathan, grazie per essere stata qui con me, per averci raccontato attraverso i tuoi occhi e le tue emozioni, perché comunque traspare tanto, no? Del tuo amore così viscerale per la Sicilia e per la tua famiglia e per il tuo lavoro, e questa è una cosa bellissima. Io ti ringrazio a te, sei stata molto professionale e molto accogliente. Grazie veramente. Grazie a te, i miei ospiti sono il mio tesoro, no? La cosa più bella che ho. Grazie mille a voi, continuate a seguirci, continuate a dedicare un po' del vostro tempo che io dedico al valore più grande. Alla prossima con l'Argonauta.